Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro marietto veneziano. Da come avete visto dal titolo, ci vuole la fede, la pazienza, perché purtroppo vedete le solite retoriche da talk show nei canali nazionali. Vedete che purtroppo ci sono gli stessi predicatori che predicavano per il Covid, per il Green Pass e adesso siamo passati alla guerra e sono diventati specialisti, cioè prima erano specialisti premi Nobel della microbiologia, della batteriologia, della virologia, chiamatela come volete, e adesso si sono trasformati in commentatori di guerra e chiamano ogni tanto qualche bravo generale che spiega come sta succedendo le cose. Però la situazione è molto più grave di quello che vogliono far passare, ovvero abbiamo avuto un'Italia sotto un dominio farmacologico tremendo in cui alcune persone sono state addirittura sierate 3 volte da un siero che poi effettivamente non si sa ancora che effetti avrà perché la sperimentazione finirà nel 2023. Quindi aspettiamo e secondo il fu Montagnier, che purtroppo è scomparso, essendo un vaccino sperimentale, sicuramente si avranno degli effetti collaterali dannosi e quindi c'è una grandissima fetta di popolazione che nei prossimi anni purtroppo contrarrà una patologia che o delle discrepanze energetiche, lo dico in modo metaforico, che ancora non si conoscono. Poi sta arrivando questa crisi economica che Marietto aveva già spiegato più o meno un anno fa. Un anno fa avevo già spiegato che sarebbero nati in Italia 14 milioni, dei 10 a 14 milioni di nuovi poveri, e cioè gente che avrebbe avuto il telefono ma non i soldi per poterlo pagare, gente che avrebbe avuto la casa ma non i soldi per poter pagare il mutuo, perché proprio questo piano, diciamo, questa strategia di demolire il comparto industriale e sociale italiano era ormai partito dal 2020 e finirà più o meno nel 2029, proprio perché siamo sotto un influsso devastante a livello astrologico. Quindi, cosa succede in questo momento? In questo momento in Ucraina è partita questa guerra che è stata costruita tanto tempo fa, più o meno 40-50 anni fa, come ho spiegato in altre pillole, si è voluto in un certo senso svuotare l'Ucraina e oggi si vedono gli effetti. Non è che il signor Putin si è svegliato una mattina e ha detto aumentiamo 200.000 soldati ai confini e invadiamo l'Ucraina. Questo lavoro è stato tessuto, è stato costruito dagli Stati Uniti nei vari tempi sotto la guida di alcune fronde, di alcune fasce, di alcuni gruppi, eh, non direi neonazisti perché il nazismo era tutta un'altra cosa, ma facinorosi che vorrebbe svuotare l'Ucraina e indebolire di riflesso anche l'Europa. Come andrà a finire? Molto probabilmente, come aveva già detto 10 anni fa il Marietto, andrà a finire male perché la Russia, come vedete, il suo sistema di guerra è totale, cioè nel senso che lei non vuole lasciare, l'abbiamo già visto in Georgia, scusate, a Grozny nel 90 quando ha praticamente raso al suolo la capitale. Quindi il suo modo di guerreggiare o di fare la guerra è totale. Quindi non aspettatevi nessun tipo di pace. Dopo cosa succederà? Dopo succederà chiaramente che finita l'Ucraina, praticamente gli Stati Uniti o una fronda dentro gli Stati Uniti spingerà la Polonia molto probabilmente a difendere l'Ucraina. E qui si accenderà come nemica la terza guerra mondiale. Quindi il nostro futuro è in quella direzione lì e non pensate che che la valanga di cioccolato che sta arrivando la schiviamo. Noi cosa possiamo fare? Beh, molti in questo momento, visto che come vi ho sempre spiegato il Marietto, chi comanda l'eterico comanda il mondo, molti si sono già muniti del sigillo 6 di Marte, che è importantissimo, e se hanno una casa sarebbe importante anche attivare il sigillo di Mosè, che è proposto proprio alla difesa, alla protezione e alla fortuna dell'abitazione in senso materiale.
quindi è chiaramente il ciondolo. Queste sono proprio le basi per poter, in un certo senso, allontanare queste energie nefaste che stanno venendo verso di noi. Quindi, cosa vi consiglio, Marietto? Chiaramente, se non avete forza finanziaria, a attivare tutti i circuiti che dal 2015 il Marietto aveva regalato all'umanità proprio per difendere l'Italia per questo periodo, perché l'ho spiegato in tutte le salse. Se avete invece una forza finanziaria e volete investire, il ciondolo, il sigillo 6 di Marte e chiaramente il sigillo di Mosè se avete una casa, un'abitazione o un ufficio, qualsiasi cosa che volete proprio difenderlo a livello etico. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.